È scritto anche in giapponese, Amicizia, perché una delle storie sulle quali i ragazzi hanno riflettuto era ambientata nella terra del Sollevante. Il tema ha fatto da filo conduttore per tutto il mese in oratorio a Monleone di Cicagna. Nella sua omelia il vescovo ha ricordato il sogno di San Paolo, una chiesa di amici, una grande famiglia di amici, e poi l'invito a tenere nel cuore un amico speciale, unico, Gesù. Gesù ci ha detto le cose più belle, ci ha detto che il Padre ci ama, che ci ama noi come ama Lui, il Figlio, ci ama sul serio. Nessuno ci poteva dire queste cose, ma Lui le ha dette. E non basta, ha detto non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Gesù ha dato la vita per noi. Se Gesù è nostro amico, ha proseguito Monsignor Tanasini, andare a messa non deve essere una tristezza o un momento per annoiarsi. Il vescovo ha chiesto ai ragazzi di farsi portatori di questo messaggio. Voi giovani, voi piccoli, fate in modo che sia sempre un momento di gioia. Perché? Perché incontriamo l'amico che ci parla, che continua a parlarci e continua a darci se stesso. I ragazzi del centro estivo di Monleone hanno capito il valore dell'amicizia e i canti della messa sono stati proprio espressione di gioia. È stato un mese intenso per tanti giovani e per i loro animatori. Devo dire che è tanti anni che ormai c'è questa esperienza e anch'io sono tanti anni che faccio l'animatore, ma ogni anno è sempre un'emozione nuova, è come se fosse sempre la prima volta. Arrivi a fine mese che ovviamente la stanchezza la inizi a sentire, però ti lascia sempre un'emozione non da poco, ecco.